Il Liceo Leonardo ricorda questa giornata sulla violenza delle donne non solo oggi ma permanentemente per tutto l'anno scolastico, mettendo un manifesto all'interno della scuola che cita Leonardo contro la violenza maschile sulle donne. Presidente, ecco, questa è un'iniziativa duratura per tutto l'anno vigente. Certo, non solo per quest'anno, è sostanzialmente un'ulteriore casella che noi mettiamo nel mosaico che ogni anno dedichiamo e cerchiamo di costruire per riflettere sull'importanza di una tematica come quella dell'eliminazione della violenza contro le donne, che di fatto ha una data topica che è quella odierna, ma che noi abbiamo trasformato già da qualche anno in un intero mese dedicato a momenti di riflessione su questa tematica. Oggi quindi abbiamo già fatto degli incontri importanti che hanno lasciato il segno ed altri ne faremo entro la fine del mese. Oggi per sottolineare proprio la giornata abbiamo voluto donare alla scuola un roll-up in cui abbiamo riportato la poesia di una poetessa portoghese che di fatto diciamo in qualche modo riprende quello che è il tema della violenza sulle donne, che spesso viene giustificata da una sorta di inferiorità della donna e in cui la vittima viene colpevolizzata. Lo abbiamo voluto fare per stigmatizzare il fatto che per noi lottare per l'eliminazione della violenza contro le donne significa farlo ogni giorno, significa farlo dal momento in cui i ragazzi entrano nel loro liceo, per dare loro quotidiani spunti di riflessione e quindi educarli al rispetto. Quello che mi piace sottolineare, oltre alla condivisione dei versi della poetessa, è il fatto che ci sono delle parole chiave che noi abbiamo voluto far emergere anche in questo diciamo in questo roll up, che sono scuola, per intendere che la cultura è sempre e comunque lo strumento migliore contro il rispetto. La parola amore, perché l'amore deve essere rispetto. La parola parità, perché alla base della violenza ci deve essere la consapevolezza che c'è un'assoluta parità tra uomini e donne. E poi l'ultima parola è quella dell'appello alla non violenza, perché è importante stabilire come tutti quanti dobbiamo comunque invocare il tema della non violenza, non solo ovviamente contro le donne, ma in generale nell'educazione dei nostri ragazzi. Quello che mi preme altresì sottolineare è che appunto abbiamo voluto inserire il 1522, il numero antiviolenza e stalking, proprio per dare alle nostre ragazze, ai nostri ragazzi in generale, a tutta l'utenza, a coloro i quali si approcciano al nostro liceo, anche l'immediata informazione circa il numero utile per segnalare episodi di violenza. Questo è anche uno strumento di educazione. Come ragazzo, come studente, come si vive oggi il 25 novembre? Come studente del Liceo Leonardo abbiamo trattato questa tematica in classe attraverso la visione di contenuti multimediali e anche grazie alla partecipazione ad attività extrascolastiche, come per esempio l'incontro con il padre di Giulia Cecchettin, il signor Gino Cecchettin. Queste sono attività molto importanti che ci aiutano a sensibilizzare e a trattare di queste tematiche.